Presto inizieranno i lavori al porticciolo di San Leone, sgomberate 20 famiglie a Siculiana per una frana, viabilità ripristinata a Punta Bianca. Tenta di abusare dell'ex compagna e le strappa il naso con un morso, succede a Favara, protagonisti 2 rumeni, 6 patenti ritirate con l'alcol test nel weekend, arrestata 26enne a San Leone con 7 dosi di cocaina e 300 euro. Per i 30 anni della DIA anche ad Agrigento un percorso visivo che aiuta a conoscere meglio l'organismo investigativo interforze nato per contrastare la criminalità organizzata. Calcio, l'Acragas vince il derby con il Canicattì e torna in cima alla classifica. Basket, quinta vittoria per la Fortitudo. Volley, ancora una sconfitta per la SEAP. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Riqualificazione del porticciolo di San Leone ad Agrigento. Sono stati appaltati e saranno presto avviati i lavori descritti oggi in conferenza stampa. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi si presenta al Genio Civile il progetto per l'opera di rifacimento, di riassestamento del porticciolo su un'iniziativa voluta dal sindaco Miccichè che voi avete sposato a un anno dalla venuta del presidente Musumeci qui ad Agrigento al Genio Civile. Ecco, in particolare ci fornisca qualche dettaglio. Intanto dico che siamo orgogliosi di offrire ancora una volta il nostro contributo tecnico per la riqualificazione del territorio agrigentino grazie alla professionalità e all'impegno dei funzionari dell'ufficio e grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal governo Musumeci e dall'assessore al ramo Falcone. Il progetto non si limita alla riparazione dei danni prodotti dalle mareggiate, che sono da riferire soprattutto al muro paraonde e alla scogliera di Ponente, ma va ben oltre e entro i limiti delle risorse disponibili prevede anche la riqualificazione dell'intera infrastruttura. Viene previsto infatti la sostituzione della pavimentazione delle inferriate che sono state divelte e sono ammalorate, viene prevista la ristrutturazione dei servizi igienici, viene previsto un nuovo impianto di illuminazione che unitamente alla collocazione di panchine e di fioriere trasformerà sia il molo di Ponente che il terrazzo a nord del porticciolo in una sorta di belvedere in cui i cittadini potranno fare una passeggiata godendo della visuale del porto o potranno anche sostare fruendo dei servizi dei chioschi bar della zona. Il progetto impegna complessivamente 1.200.000 euro di risorse, i lavori saranno iniziati a breve non appena saranno perfezionate le procedure di contrattualizzazione dell'impresa aggiudicataria a seguito della gara che è stata esperita presso il Dipartimento delle Infrastrutture, quindi considerato che il capitolato speciale d'appalto prevede che i lavori devono essere chiusi entro 6 mesi, abbiamo buone possibilità che il porto sia pienamente fruibile sia per i diportisti che per i cittadini prima della prossima estate. Sindaco, un progetto che lei aveva portato avanti su iniziativa anche della sua amministrazione qui al Genio Civile in occasione della venuta proprio del Presidente della Regione Musumeci. Sì, finalmente si sta concretizzando quello che io volevo per la nostra Agrigento, un porticciolo turistico fruibile, una ristrutturazione specialmente del molo di Ponente dove le mareggiate hanno creato seri danni e danneggiando quindi la pavimentazione, danneggiando le ringhiere, danneggiando anche gli impianti elettrici e l'illuminazione. Appena insediatomi e avendo incontrato il responsabile del Genio Civile, l'architetto Rino Lamendola, abbiamo subito fatto i primi sopralluoghi e poi con una conferenza dei servizi e un progetto che il Genio Civile, con a capo, ripeto, l'architetto Rino Lamendola, nel giro di una settimana è riuscito a portare a termine. Quindi ringrazio veramente
l'impegno dei tecnici che hanno fatto sì che questo progetto possa essere realizzato e concretizzato nel giro di pochissimi giorni, e ora a distanza di un anno, finalmente, ringraziando anche l'assessorato delle infrastrutture nella persona dell'assessore Falcone e anche il presidente Musumeci, che ha creduto anche in questo progetto, finalmente oggi possiamo parlare dei lavori che inizieranno a brevissimo tempo. Dico brevissimo tempo perché già la gara è stata espletata a Palermo in assessorato, è stata aggiudicata l'impresa e quindi penso che i primissimi di gennaio i lavori partiranno. I lavori che sono stati preventivati per i 180 giorni, ma penso che sicuramente entro il mese di maggio o giù di lì potranno essere completate, anche perché la stagione estiva non deve essere per niente danneggiata per i diportisti e per i cittadini in genere. La novità sarà che oltre alla ristrutturazione di quello che già poco fa avevo detto, ci sarà anche una fruibilità fino al molo di Ponente, ma fino in cima, in modo tale che finalmente l'agrigentino potrà godere della propria città guardandola come se fosse su una barca in mezzo al mare. Questo fino ad ora non era successo. Adesso veramente anche chi non è in possesso di una barca potrà vedere Agrigento da lontano, dal mare. Gravi frane e smottamenti provocati dal maltempo mettono a rischio la pubblica incolumità in contrada Cantamatino a Siculiana. Il sindaco Peppe Zambito ha disposto con propria ordinanza lo sgombero di 20 alloggi della palazzina cooperativa La Casa. C'è il servizio. Diciamo che la zona era già interessata a degli smottamenti, tant'è che la strada era già stata chiusa. Avevamo previsto, e sono in atto in realtà, degli interventi per la messa in sicurezza degli immobili grazie al Genio Civile, e purtroppo adesso dobbiamo verificare se questi lavori possono continuare o no. Con le piogge degli ultimi tempi chiaramente la strada non esiste più, e quindi dobbiamo rivedere un attimo tutto, perché c'era anche un progetto di messa in sicurezza presentato già all'assessorato delle infrastrutture che adesso non è più in qualche modo coerente con l'attualità, insomma. Per cui ieri in mattinata, insieme all'ufficio tecnico, al Genio Civile, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, si è deciso di sgombrare gli immobili. Parliamo di 20 immobili, di cui 12 famiglie non erano nelle condizioni di trovare un'alternativa, per cui abbiamo provveduto noi. Sono già sistemati in strutture alberghiere del territorio, e quindi si è fatto quello che era, diciamo, necessario. La messa in sicurezza delle persone viene prima di tutto, sicuramente. Adesso dobbiamo vedere intanto col Genio Civile, perché c'era un progetto intorno alle 250.000 euro, perché adesso credo vada un po' rivisto, speriamo che si possa fare. Poi c'era un progetto che riguardava invece la strada, che non è più valido, quindi va completamente, insomma, rifatto. Mi auguro, insomma, di avere una giusta attenzione. Noi siamo un piccolo comune, chiaramente da soli non possiamo in nessun modo poter risolvere il problema. Le persone ieri, nonostante lo sgombero, hanno dimostrato grande responsabilità, molta dignità, hanno compreso la necessità di quello che stavamo facendo, per cui dico, è chiaro che noi siamo molto vicini ai miei concittadini, assolutamente sì, perché si comprende, hanno vissuto in questi giorni momenti di ansia, di preoccupazione. Una casa non è soltanto mura, tavoli e sedie, è molto di più. Una casa è un luogo dove ci sono i ricordi, ci sono i momenti più belli della loro vita, sono sacrifici, sono anni di lavoro, e quindi è chiaro che c'è un fattore umano di cui dobbiamo tenere conto. Sicuramente noi non abbandoneremo e non li lasceremo da soli, continueremo a monitorare la situazione e a ricercare insieme agli enti delle soluzioni. L'obiettivo è quello che loro possano rientrare nelle loro case, e sono convinto che dopo un po' di tempo ci riusciremo, perché siamo molto determinati, e devo dire che abbiamo avuto una buona attenzione sia della Protezione Civile sia degli altri enti, quindi io sono fiducioso e voglio sperare, insomma, e vedere le cose in positivo per il futuro. Quante persone sono? Allora, in totale le persone interessate dello sgombro sono una cinquantina. Di queste 36 sono persone che abbiamo allocato nelle strutture alberghiere qua del territorio. Adesso stiamo individuando degli immobili, delle case per consentire una migliore sistemazione, tenendo conto anche delle singole famiglie, delle esigenze di ciascuno, avendo cura delle situazioni di marginalità e di fragilità sociale soprattutto.
E noi daremo tutto il supporto amministrativo e tecnico che serve. Probabilmente questo danno, che è legato anche alle piogge recenti, potrà essere inserito nella richiesta di delibera appena il Comune ce la inoltra, e quindi noi daremo un supporto per l'assistenza alla popolazione secondo le necessità che il Comune ci rappresenterà. Ovviamente la parte strutturale è in questo momento in capo ai lavori che erano in corso, e quindi ritengo che il Genio Civile stia ben operando per poter mettere quantomeno in sicurezza e completare gli interventi in atto. Sicuramente tutti abbiamo avuto paura di questa frana in questi giorni di pioggia. Per quanto riguarda le immagini, parlano chiaro, è un disastro. Dunque noi facciamo un appello alle autorità locali che già si sono prodigati alle operazioni di sgombero in maniera eccellente. Ora ci rivolgiamo pure al signore Eccellenza, il prefetto di Agrigento, che ci dia una mano d'aiuto, e tutte le autorità regionali, perché la situazione, come potete vedere, non è grave ma è gravissima. Siamo qui in attesa di ulteriori sviluppi. Un disastro proprio. Siamo sconvolti, non abbiamo dormito, non abbiamo la parole. Notte, niente, non esiste più niente completamente, sacrifici per niente. Non abbiamo niente da dire, abbiamo perso tutto. Abbiamo perso prima affetti familiari, ora avevamo solo beni materiali, adesso non abbiamo nemmeno questo. Cioè è assurdo. Speriamo, come ha detto il signor Zuppardo, che tutte le autorità ci diano una mano d'aiuto e speriamo di rientrare presto nelle nostre case. Dopo l'ultimo nubifragio, Punta Bianca è rimasta isolata. Mare Amico ha lanciato un appello che è stato immediatamente raccolto dal sindaco Miccichè e dal consigliere comunale Piparo. Dopo qualche ora di lavoro la viabilità è stata ripristinata. Lo comunica l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, guidata da Claudio Lombardo. A Favara i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un uomo originario della Romania, 44 anni, operaio, indagato di tentata violenza sessuale e lesioni gravissime. Lui, non rassegnandosi alla separazione, si è recato nell'abitazione dell'ex moglie, ha tentato di abusare sessualmente di lei, ma lei ha resistito e allora lui, aggredendola con un morso, le ha strappato la punta del naso. Le 42 anni badante, anche lei originaria della Romania e domiciliata a Favara, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio d'Agrigento, dove i medici le hanno diagnosticato la mutilazione della punta del naso. È ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, rischia lo sfregio permanente. Dopo Palermo e Trapani, la campagna nazionale l'antimafia itinerante promossa dalla DIA, la direzione investigativa antimafia, ad Agrigento al Museo Archeologico Griffo. Arturo Cantella. Presentata stamani alla stampa la settimana dell'antimafia itinerante, che giunge anche ad Agrigento al Museo Archeologico Pietro Griffo, con una mostra sui 30 anni della DIA e un interessante convegno del tema l'influenza della religione nella lotta alla mafia. Presenti il direttore del parco Roberto Sciarratta e il dottor Roberto Cilona, responsabile della DIA provinciale di Agrigento. Fa tappa ad Agrigento l'antimafia itinerante, un'iniziativa voluta dal nostro direttore che dopo le tappe di Palermo e Trapani oggi vede ospitare in questa cornice meravigliosa che è il Museo Archeologico Griffo di Agrigento, la nostra mostra. Si tratta di una mostra appunto itinerante che concluderà il suo percorso a Torino nel maggio del prossimo anno e che racconta in maniera molto toccante e suggestiva gli ultimi 30 anni di storia del nostro Paese, caratterizzati dalla operatività di uno strumento investigativo eccezionale e unico nel suo genere a livello internazionale, che è appunto la direzione investigativa antimafia, dagli albori, dalle norme istitutive appunto di questa struttura investigativa, sino alla operatività e ai principali successi
Successi che sono stati sono avvenuti sia nel mondo delle investigazioni preventive che in quello delle investigazioni giudiziarie, attraverso rispettivamente sequestri e confische che nei nostri 30 anni possono essere quantificati rispettivamente in 25 miliardi di euro sequestrati alle mafie, per complessivi poi 12 miliardi di confische. Mentre per quanto riguarda le attività giudiziarie, il nostro core business è stato sin da subito la ricerca e la cattura dei latitanti. 177 sono i latitanti che la DIA in questi anni di operatività ha assicurato alla giustizia e quindi ha inferto un colpo devastante a quella che era l'ala militare delle mafie, soprattutto di Cosa Nostra, ma anche dell''ndrangheta e della camorra, svolgendo la propria attività poi tra l'altro anche con proiezioni internazionali. La rete ETON è una rete di collaborazione tra polizie dei paesi aderenti e consente scambi informativi e investigativi, ha portato a risultati molto importanti, l'ultimo quello scaturito nell'operazione Platinum diretta dal centro operativo di Torino. E quindi devo dire che questo è un bilancio positivo. Noi non ci fermiamo. In questa settimana la mostra aprirà appunto alle 15 di lunedì pomeriggio. Noi rappresenteremo il nostro lavoro, ma soprattutto un auspicio verso le nuove generazioni non solo della conoscenza di quella che è la direzione investigativa antimafia, ma anche dell'azione antimafia, che è appannaggio di tutti, non esclusivamente degli investigatori, ma di tutta la società civile. Queste iniziative rappresentano un accrescimento culturale e rappresentano uno dei nostri obiettivi, che è quello dell'educazione permanente, che non riguarda soltanto il mondo culturale, il mondo archeologico paesaggistico, ma riguarda l'accrescimento a 360 gradi, quindi iniziative lodevoli come queste per una struttura dello Stato che ha un compito importantissimo nella lotta alle mafie e a tutto quello che è legato a queste organizzazioni criminali, rappresentano un accrescimento. Questa iniziativa prevede anche un'attività di didattica, altro sentiero che noi percorriamo da sempre, e quindi ci sarà la possibilità per gli studenti di venire a contatto con questa magnifica realtà e che rappresenta per loro un accrescimento culturale. Non dobbiamo dimenticare che loro rappresentano il futuro di questa società, che deve essere fondata su questi imprescindibili valori di giustizia e legalità. Spaccio tra i locali della Movida ad Agrigento. Una donna di 26 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo essere stata trovata in possesso di 7 dosi di cocaina e di 300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il blitz è scattato ieri notte tra i locali
del lungomare agrigentino di San Leone, particolarmente frequentati durante il weekend. Per la 26enne, fermata per un controllo lungo il Viale delle Dune, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stata posta ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La droga e il denaro sono stati sequestrati in attesa degli accertamenti di rito. Spintoni e schiaffi dopo un tamponamento avvenuto sabato sera lungo via Crispi, nel centro di Agrigento, tra un furgone e una Golf. Il bilancio alla fine di 2 feriti, compreso un bambino che si trovava all'interno dell'abitacolo dell'utilitaria. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti della Questura e la Guardia di Finanza. Secondo quanto ricostruito, un furgone con a bordo 2 giovani fidanzati sarebbe rimasto coinvolto nel tamponamento con una Golf guidata da un 42enne agrigentino con a bordo moglie e figlio. Dopo l'impatto, la prima discussione verbale, che però si è ben presto trasformata in una scazzottata tra il più giovane e l'uomo alla guida della Golf. Sul posto, oltre le forze dell'ordine, anche un'ambulanza. Dopo aver trascorso la serata a consumare bevande alcoliche, si sono messi alla guida delle proprie auto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento nella notte di sabato. Hanno ritirato 6 patenti di guida da altrettanti automobilisti che sono risultati ubriachi alla guida. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per guida e stato di ebbrezza. I posti di controllo sono stati effettuati in piazza Marconi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dai luoghi della Movida, e nella zona di Bonamorone ad Agrigento. Al via oggi in Sicilia le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid dai 40 anni in su per tutti. Per ricevere la dose dovranno essere trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo. Per ricevere la terza dose basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l'apposito banner del sito regionale dedicato www.siciliacoronavirus.it o al sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il servizio di Lello Casesa. Parte oggi, 22 novembre, la campagna vaccinale per la terza dose. Inizialmente si era pensata di destinarla agli ultraottantenni, poi ai settantenni e poi via via che i contagi aumentavano si è deciso di estenderla a tutte le fasce d'età a partire dai 40 anni in su. Sarà necessario aspettare il periodo di 6 mesi dalla seconda dose per ricevere la terza. Anche il nostro Paese, seguendo i dati di altri paesi nel mondo, in particolare Israele, ha deciso la somministrazione per le fasce d'età da 40 anni in su della terza dose, non solo per sanitari e soggetti fragili come era stato deciso, ma per tutti i soggetti. È chiaro che l'accelerazione alla somministrazione della terza dose è dovuta al picco registrato nel nostro Paese per quello che sta accadendo in Europa con l'aumento vertiginoso di contagi e ricoveri in terapia intensiva. A 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale la protezione comincia a calare, i contagi tornano a salire e diventa necessario correre al riparo e proteggersi. Si può prenotare in alcune regioni con il portale di Poste Italiane, come ad esempio in Sicilia, o attraverso il call center. C'era chi, consapevole di trovarsi in una bolgia, indossava correttamente per proteggersi dal rischio contagio la mascherina anti-Covid e chi invece, sorseggiando un cocktail, la teneva abbassata. C'erano oltre 400 persone all'interno di un locale in uno di quelli tipici della movida cittadina nel centro di Canicattì. Ad accertarlo durante un controllo amministrativo sono stati poliziotti del commissariato cittadino, agenti che nei giorni scorsi hanno contestato al titolare del locale una multa da 400 euro per la violazione delle norme anti-Covid. Il canicattinese non avrebbe dovuto infatti consentire l'assembramento all'interno del proprio locale. Su disposizione del questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, i poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal commissario capo Francesco San Martino, hanno avviato il potenziamento dei controlli sui locali della movida della città, verifiche e accertamenti che verranno effettuati non soltanto in occasione del fine settimana, ma anche e soprattutto in vista dell'imminente periodo natalizio.
C'è contezza per i poliziotti che a quanto pare in città in tanti gestori dei locali della Movida appunto sembrerebbero essersi dimenticati del rispetto delle norme anticontagio, ma il coronavirus purtroppo esiste ancora e continua anche a far registrare nuovi positivi ma anche nuove vittime. È agrigentina la migliore infermiera in area critica Covid, è la 25enne Martina Moscato, il servizio di Lello Casesa. L'agrigentina Martina Moscato, 25 anni, laureata a Siena in scienze infermieristiche, ha ricevuto il premio speciale Giovani dell'Aniart per la gestione della pandemia. La giovane infermiera specializzata in area critica Covid-19 presso l'ospedale Le Scotte di Siena ha ricevuto l'ambito riconoscimento per il sacrificio mostrato durante l'emergenza pandemica. L'Aniart, che in codice significa Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica, nata nel 1981, opera su tutto il territorio nazionale per evidenziare la specificità dell'assistenza infermieristica in area critica e valorizzare la competenza degli infermieri di area critica. Per area critica si intende dunque l'insieme delle strutture ad alta intensità assistenziale e delle situazioni caratterizzate dalla criticità vitale del malato e dalla complessità dell'approccio e dell'intervento assistenziale medico-infermieristico. Martina Moscato, che da alcuni anni lavora presso l'ospedale universitario Le Scotte, è stata votata da tantissimi suoi colleghi iscritti all'Aniart, oltre 5.000 infermieri, ed è stata scelta come migliore giovane infermiera in area critica per questo ambito riconoscimento. Sono particolarmente contenta di questo premio che voglio dedicare alle migliaia di sanitari in Italia che combattono come me ogni giorno in trincea la lotta al Covid-19, consapevoli che l'unico rimedio per uscire dal tunnel è vaccinarsi per proteggersi e proteggere gli altri. Il premio è stato consegnato dalla presidente dell'associazione Silvia Scelsi in occasione del congresso nazionale svoltosi a Bologna qualche giorno fa. Sistema montante, la deposizione al processo ordinario in corso a Caltanissetta di Marco Venturi, imprenditore ed ex assessore regionale, divenuto uno dei principali accusatori di Antonello Montante, che si è soffermato sui finanziamenti illeciti che avrebbero versato alcuni imprenditori a sostegno della campagna elettorale dell'ex presidente della regione, Rosario Crocetta. I dettagli nel servizio. Marco Venturi, imprenditore ed ex assessore regionale, divenuto uno dei principali accusatori di Antonello Montante, deponendo a Caltanissetta il processo che si celebra con il rito ordinario nei confronti di 17 imputati accusati di aver fatto parte del cosiddetto sistema Montante, si è soffermato sui finanziamenti illeciti che avrebbero versato alcuni imprenditori a sostegno della campagna elettorale dell'ex presidente della regione Rosario Crocetta. Venturi ha detto che Beppe Lumia, ex parlamentare del Partito Democratico, lo contattò affinché anche lui desse un contributo economico. Venne a trovarmi nella mia azienda per chiedermi un contributo, ha sottolineato Venturi, e poi al telefono mi disse che sarebbe passata a trovarmi la segretaria di Crocetta. In effetti la segretaria venne a trovarmi, ma io mi rifiutai. Venturi ha anche detto di averne poi parlato con Montante, il quale gli disse che anche altri imprenditori come Giuseppe Catanzaro, Rosario Amarù, Carmelo Turco e Toto Navarra avevano dato un contributo per sostenere la campagna elettorale di Rosario Crocetta. Mi disse, ancora ammesso il teste, che Catanzaro e Navarra avevano versato 150.000 euro, altri avevano versato tra i 10 e i 20.000 euro. Avrei dovuto prendere soldi e portarli nella casa di Tusa di Crocetta. Io mi rifiutai. Poco prima della fine dell'udienza, gli avvocati della difesa, Giuseppe D'Acqui e Giuseppe Panepinto, hanno chiesto di sentire in riferimento a quanto dichiarato da Venturi l'imprenditore di Gela Carmelo Turco, il sindacalista Salvatore Pasqualetto e il giornalista Giuseppe Oddo. Il processo così riprenderà il 1° dicembre prossimo. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Gianfranco Erdizzone, mi chiese se potevo assumere la figlia che si era trasferita
trasferita da poco a Caltanissetta, dissi che non potevo. Chiamai Massimo Romano e gli chiesi se aveva disponibilità, poi so che l'assunse al consorzio Confidi di Caltanissetta, ha detto ancora Venturi durante la sua deposizione. Quanto al maggiore Ettore Orfanello, so che la sua campagna ha ancora ammesso Venturi in precedenza alle dipendenze di un supermercato di Caltanissetta di Massimo Romano venne assunta dallo stesso Romano al Confidi di Caltanissetta. Sempre su Orfanello, Venturi ha raccontato che fu fatta una verifica ispettiva della Guardia di Finanza all'interno della sua azienda coordinata proprio dal maggiore. La verifica si chiuse regolarmente, spiegò Venturi, visto che non era stata riscontrata alcuna irregolarità. Qualche mese dopo passeggiavo in centro a Caltanissetta con Montante. Quest'ultimo mi disse che anche l'imprenditore di Gela, Carmelo Turco, aveva subito una verifica della Guardia di Finanza ed aveva versato somme di denaro all'Orfanello affinché questi chiudesse un occhio su alcune irregolarità che erano state riscontrate nel corso delle operazioni. A quel punto, ha aggiunto Venturi, Montante mi fece presente che avrei dovuto erogare la somma di 2.500 euro all'ufficiale della Guardia di Finanza, lasciandomi intendere che anche nel mio caso era stato chiuso un occhio grazie ai suoi rapporti con Orfanello, ma mi rifiutai anche perché non era stata riscontrata alcuna anomalia in relazione alla mia azienda. Tutto ciò provocò un forte disappunto di Montante, che aveva poi lasciato cadere il discorso. Ieri, domenica 21 novembre, la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, un momento di ricordo e di riflessione che viene dedicato ogni anno, la terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, proclamato per la prima volta dall'ONU per sensibilizzare i guidatori di domani. Iniziative anche ad Agrigento. Giovanna Neri. Giornata nazionale delle vittime della strada, oggi un simbolo, una cerimonia per ricordare i vostri ragazzi, ma anche per lanciare un monito sulla sicurezza stradale. Certamente, perché il ricordo non deve essere fine a se stesso, solo ricordare le vittime e i nostri cari che sono deceduti sulla strada, ma deve essere monito, segnale di forte responsabilità, specialmente per i ragazzi, perché oggi è pure la giornata che il Papa ha voluto dedicare, è la giornata dedicata ai ragazzi e ai giovani. Quindi quale altro materiale umano se non i ragazzi per poter appunto associarlo alla giornata delle vittime della strada. Quest'anno purtroppo ci sono dei nuovi associati, delle nuove famiglie che hanno perso figli. Cosa si sente di dire a questi genitori? Certo non posso dire benvenuti nel nostro gruppo, nel senso proprio, nel vero senso del termine, del significato. Certo noi li accogliamo come associazione, li accogliamo come gruppo anche del dolore, perché noi abbiamo pure un gruppo del dolore dove i familiari vengono accolti incamminati in questo percorso e in questo tunnel di dolore e aiutati per quanto riguarda questo lato. Però cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che noi siamo qui, che siamo passati da questa via purtroppo prima di loro, cercheremo di fare il possibile per stare al loro fianco. Sindaco, al fianco delle famiglie che hanno perso figli, parenti e persone care sulla strada per manifestare la sua solidarietà. Sì, oggi è un giorno triste, è il terzo anno che qui la situazione viene qui a deporre questa corona. Io direi che questa situazione non dovrebbero esistere, perché nel momento in cui esiste vuol dire che c'è un fatto triste. E quindi sarebbe un'utopia dire questo, però sarebbe molto bello. Quindi questo oggi è un segnale, una testimonianza per far sì che i nostri ragazzi abbiano veramente la contezza di quello che può succedere sulla strada se non si è attenti. Io mi rivolgo a loro principalmente perché, come diceva Carmelina, è vero, loro accolgono nuovi soci, nuovi associati, però è triste sapere che ci sono associati per questo motivo. Ecco perché ho fatto quell'affermazione poco fa. Sono accanto a loro, ora andremo anche in chiesa, però
il giorno della memoria è importante, ricordare sempre non è un passato, è il futuro, quindi speriamo che questo ben venga per far sì che i nostri ragazzi possano veramente capire cosa vuol dire prevenzione. Colgo l'occasione anche per dire che assieme all'associazione si sta realizzando anche una scultura, una bella scultura proprio in memoria delle vittime della strada, che deporremo in una aiuola al centro storico Agrigento, a Porta di Ponte, a brevissima scadenza. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. E da Lampedusa, in occasione della giornata della gioventù, l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano lancia un messaggio ai giovani. Vediamolo. Ti costituisco testimone di quel che hai visto. Dico a te, Giuseppe, Angela, Salvatore, Gerlando, Carmela, Calogero, l'esortazione per voi, tutti e tutte. Da Lampedusa la faccio mia e la rivolgo a voi, ragazzi e ragazze della Chiesa Agrigentina. Alzati, ti costituisco testimone di quel che hai visto. Lampedusa e la sua comunità ecclesiale, che tanto ricorda l'albergatore a cui il samaritano affida l'uomo ferito, avamposto della nostra Chiesa diocesana, porta di un'Europa dimentica delle migliaia di transiti di uomini e donne, giovani e bambini, con fardelli di dolore che sembrano trasbordare dagli occhi. Hanno bisogno di testimoni che raccontino ciò che hanno visto. Certo, non solo Lampedusa. Papa Francesco ci ricorda che in ogni parte del mondo abbiamo visto molte persone, fra cui tanti giovani, lottare per la vita, seminare speranza, difendere la libertà e la giustizia, essere artefici di pace e costruttori di ponti. Ricorda ancora il Papa, quando un giovane cade, in un certo senso cade l'umanità, ma è anche vero che quando un giovane si alza è come se si risollevasse il mondo intero. Cari giovani, quale grande potenzialità c'è nelle vostre mani, quale speranza nei vostri occhi. Voi siete artefici di pace e costruttori di ponti. Così oggi ancora una volta Dio dice a ciascuno di voi: alzati. Spero con tutto il cuore che questo messaggio ci aiuti a prepararci a tempi nuovi, a una nuova pagina della storia dell'umanità. Ma in verità oggi, a guardare le immagini dei notiziari che mostrano muri e barriere di filo spinato, c'è da considerare di essere noi mendicanti di umanità. Ancora Papa Francesco, nel messaggio che rivolge per questa giornata della gioventù, ci presenta Cristo luce meridiana, che viene a illuminarci e a restituirci la nostra autenticità, liberandoci da ogni maschera. Ci mostra con nitidezza quello che siamo, perché ci ama così come siamo. Alzati dunque e testimonia l'amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani. E ancora incalza Francesco: alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, i migranti. E conclude ancora Papa Francesco dalla sua esortazione Evangelii Gaudium: non dimenticate, se uno ha realmente fatto esperienza dell'amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo. Non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario, nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù. Sono con voi, siamo insieme. Giornata nazionale degli alberi, iniziative dell'Eoclub di Agrigento, Lello Casesa.
Il Leo Club Agrigento Osta ha aderito anche quest'anno alla giornata nazionale dell'albero ed ha piantumato 2 alberi d'ulivo all'interno della villa comunale Arancia al Viale della Vittoria, resa fruibile e funzionante da qualche mese. Riteniamo, hanno dichiarato i responsabili del club, che il rispetto del verde pubblico e dell'ambiente siano un segno di civiltà. La rivoluzione green può iniziare se si ha la consapevolezza di un concetto: il nostro futuro dipende da sane e concrete politiche di investimento verso il green, l'ambiente e la cura del verde. La piantumazione degli alberi rappresenta un segno di attenzione del Leo Club Agrigento Osta alle tematiche ambientali. All'iniziativa hanno partecipato il presidente del Leo Club Agrigento Salvatore Malluzzo, la vicepresidente Marta Castelli, il past presidente Giuseppe Castelli. Presenti inoltre Francesco Bonfiglio, Paolo Domato e Antoni Dallicardillo, soci del club, e la nipote di Pietro Arancio, Margherita. Un grazie all'amministrazione comunale di Agrigento, con in testa il sindaco Francesco Miccichè e l'assessore al verde pubblico Vaccaro, che hanno sposato il progetto per il 2° anno consecutivo. Oggi siamo qui come Leo Club Agrigento Osta in occasione della giornata dell'albero, e anche quest'anno, in questo nuovo anno sociale nel quale mi onoro di essere presidente del Leo Club Agrigento Osta, insieme a tutto il club abbiamo deciso, in continuità con quanto fatto l'anno scorso, di donare alla comunità agrigentina ben 2 alberi di ulivo qui a Villa Arancio, una bellissima villa. E nel merito vorrei ringraziare tutti i soci del club per aver sposato questa idea, anche il nostro responsabile nell'area ambiente Francesco Bonfiglio, ma in ultimo, non perché meno importante, l'amministrazione comunale, il sindaco Franco Miccichè, l'assessore Vaccaro e i giardinieri del comune, che hanno curato la piantumazione degli alberi. Questo sta a significare un fatto importante, che la nostra associazione, che è il Leo Club Agrigento Osta, è stato da sempre sensibile all'ambiente, e questo anche ci pone ad una attenta riflessione, che è quello che oggi più che mai bisogna investire nell'ambiente, bisogna investire in quella che è la transizione ecologica, perché dall'ambiente, dal rispetto dell'ambiente che ci circonda, la comunità, le società possono ripartire, e noi come Leo Club Agrigento Osta abbiamo fatto e faremo la nostra parte. Uno spazio alla medicina alternativa voluto dai Lions al centro commerciale Città dei Templi. Arturo Cantella. Una nuova iniziativa del Lions Club Agrigento Valle dei Templi oggi qui al centro commerciale, un'iniziativa sicuramente interessante, Presidente. Sicuramente l'ennesimo service presso il centro commerciale Città Valle dei Templi, un'altra esperienza interessante che ci sta permettendo di metterci al servizio della comunità che frequenta momentaneamente questo luogo per i giorni sabato e domenica rispettivamente 20 e 21 novembre. Nella mattinata e nel pomeriggio verranno erogate delle sedute gratuite riferite ovviamente al service riscoprire la salute con la medicina alternativa. Verranno proposte sedute gratuite riferite all'osteopatia, alla riflessologia, allo shiatsu, allo yoga e alla podologia, che sono appunto delle specialità che consentiranno a chiunque ne voglia fruire, quindi agli ospiti che si trovano presso il centro commerciale, di fare queste esperienze, che sicuramente sono di medicina alternativa, intesa come il momento in cui si fa un'esperienza che ci porta verso nuovi orizzonti della medicina, una medicina che è alternativa perché non prevede l'uso del farmaco, quindi comunque degli approcci interessanti, innovativi e risolutivi talvolta di alcune problematiche. Quindi noi come Lions Club Agrigento Valle dei Templi abbiamo voluto proporre questo service, e la postazione che grazie al protocollo d'intesa fatta con il centro commerciale ci permette comunque di poter servire quanto più possibile la nostra cittadinanza e la comunità. Importante le sinergie createsi
tra il Lions Agrigento Valle dei Templi, il centro commerciale Città dei Templi e l'istituto di istruzione superiore Gallo, che con la presenza delle ragazze, dei ragazzi, dei giovani che fanno accoglienza ha consentito di dare maggiori indicazioni sulla tipologia di service e di condurre sul posto le persone interessate. Sono Elena Baldini e sono un'operatrice a Shatz e quindi stiamo facendo la dimostrazione appunto su come agisce lo Shatz, che fondamentalmente sono delle pressioni esercitate con i pollici, i palmi e a volte anche con i gomiti, senza andare ad usare la forza. Stimola un processo di autoguarigione del nostro organismo, quindi è molto anche rilassante, aiuta per tanti problemi. Ovviamente occorrono più sedute per poter avere dei benefici duraturi, però essenzialmente anche per pochi minuti si riesce ad ottenere uno stato di benessere e di rilassamento. Sono più di 8.000 i partecipanti al concorso bandito dal Comune di Sciacca per l'assunzione a tempo indeterminato di 21 persone, 8 i profili professionali previsti da agente di polizia municipale, 2.422 candidati per 5 posti disponibili, ad impiegato amministrativo contabile, 2.617 aspiranti per 6 posti. Il concorso prevede inoltre l'assunzione di un istruttore direttivo di polizia municipale, di un esperto informatico, di 4 istruttori direttivi tecnici, 4 istruttori tecnici e 2 assistenti sociali e 5 istruttori direttivi amministrativi. Il concorso era stato bandito a marzo, ma dopo la presentazione delle prime 7.000 candidature i termini furono riaperti come previsto dal decreto Brunetta sul reclutamento nella pubblica amministrazione per snellire le procedure di assunzione anche attraverso la riduzione del numero delle prove previste nei concorsi. Siamo adesso allo sport, calcio, eccellenza. Con le reti siglate nella ripresa da Gambino e Tuniz, l'Akragas vince 2-0 il derby con il Canicattì, giocato allo stadio Esseneto, e raggiunge i biancorossi in testa alla classifica. Carmelo Lentini. Akragas Canicattì è stata una di quelle gare destinate a rimanere impresse a lungo nella memoria di entrambe le fazioni. Era da tempo che non si assisteva ad un match così intenso, veloce, molto tattico, sicuramente da categoria superiore, e che ha tenuto lungamente in suspense le coronarie di entrambe le tifoserie. Alla fine ha vinto l'Akragas con il più classico dei risultati, ma onore a questo Canicattì, che ha fatto vedere delle buone intelaiature di gioco e fraseggi veloci. Primi 10 minuti con un gran possesso di palla dell'Akragas, che all'ottava centrava il palo di sinistra del portiere di Mercurio con un tiro sferrato dall'ottimo Prestia. Dopo questa fulminea azione biancazzurra, il pallino del gioco passa in mano al Canicattì, che manovra a centrocampo affidandosi alle serpentine di Iezzi e di Raggi, ispirati dall'esperienza di Desiderio Garufo, un ex cresciuto proprio in biancazzurro. La gara si presenta molto maschia, si susseguono i cartellini gialli e al 31esimo una presunta manata di Raimondi, sferrata in pieno volto all'attaccante corner e lanciata in contropiede verso la porta avversaria, veniva punita con il rosso dall'attento arbitro Zammarchi di Cesena. Vane le proteste dei canicattinesi, che da questo momento erano costretti a modificare l'atteggiamento tattico in campo e a giocare in inferiorità numerica sino alla fine dei 90 minuti. Con ordine e veloci ripartenze il Canicattì riesce a difendersi bene e con ordine, concludendo il tempo senza grossi sussulti e a reti bianche. Al ritorno in campo fioccano le sostituzioni in casa biancazzurra e tra queste quella propedeutica del bomber Gambino, che 5 minuti più tardi riusciva con una incornata delle sue a regalare il vantaggio a Cragantino. Corre il 65esimo, si batte un calcio d'angolo
cross al centro dell'area e l'attaccante è pronto a siglare di testa il suo 200° gol in carriera tra il tripudio generale dei propri compagni di squadra ed anche dei tifosi. È il vantaggio che tutti attendevano, ma attenzione al Canicattì, che punto nell'orgoglio in 2 occasioni riusciva a sfiorare il pari. A negare la gioia del gol però ci pensa il portiere Di Carlo, attento e molto bravo a togliere le castagne dal fuoco con un paio di interventi mozzafiato, al 75° su tiro ravvicinato di Garufo e al 79° su una conclusione di Matera. All'86° la doccia fredda per il Canicattì. L'Acragas conquista un calcio d'angolo, si susseguono una serie di batti e ribatti, il difensore Tuniz, bene appostato dentro l'area avversaria, infila la porta biancorossa raddoppiando e chiudendo definitivamente i conti. 3 punti e vetta della classifica per l'Acragas, ma il campionato è lungo ed il futuro è ancora tutto da scrivere. Che sarebbe stata una giornata di fuoco lo si intuiva dagli scontri diretti in programma. Infatti da stasera a fare compagnia alle 2 battistrada Canicattì ed Acragas si unisce la Nissa, vittoriosa a sua volta di misura sul Castellammare, mentre il Don Carlo Misilmeri viola il campo dell'Enna appunto per 1-2 e rimane sulla scia dell'altra classifica. Non va bene all'Unitas Sciacca, fermato 1-1 sul proprio campo dal Cus Palermo, mentre torna alla vittoria il Pro Favara che espugna Mazzara con il più classico dei risultati 0-2. L'anticipo del sabato infine ha registrato il ritorno alla vittoria della Parmonval ai danni della Mazzarese che, ricordiamo, sarà il prossimo avversario di domenica prossima della neocapolista Acragas. Diciamo che innanzitutto sono molto felice per la rete di Gambino che insomma, in qualche maniera ha chiuso questo capitolo dei 200 gol, quindi felicissima per Gambino e per quello che fa per l'Acragas. È stata una partita molto molto sentita, oggi abbiamo vinto tutti, ha vinto la squadra, ha vinto i tifosi, ha vinto la società e ha vinto la città, questa è la cosa bella, ho sentito molto affetto intorno e devo dire che sono felice, spero che si continui con questa voglia di venire allo stadio. Io invito veramente sempre le famiglie con i bambini, le donne a venire allo stadio perché comunque lo sport è una cosa che aiuta soprattutto i giovani e a noi a farci sognare, quindi io sono veramente felice oggi per quello che ho visto sia in campo che fuori dal campo. Comunque le vittorie sono sempre più belle quando sono più sofferte e oggi, dobbiamo dirlo onestamente, l'Acragas ha incontrato sicuramente la squadra più forte del torneo. Non era facile. No, non era facile assolutamente, anche se devo dire che quando si tratta di Acragas tutte le squadre diventano comunque complicate le partite, però oggi veramente è stata una partita difficile, molto, molto nervosa oltretutto da parte di entrambe le squadre, però 2 grandi squadre si sono incontrate e alla fine insomma ha vinto probabilmente chi meritava. Io so che non c'entra, però voglio veramente dedicare questa vittoria a mio fratello Marcone che sta combattendo in terapia intensiva per il Covid che lo ha piegato in 2, deve vincere anche lui questa battaglia. Intanto è stata una gara che non ha tradito le attese, il pubblico delle grandi occasioni, alla fine ha vinto però l'Acragas. Il risultato dice questo qua, però non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo incontrato una signora squadra che per quasi tutto il secondo tempo è rimasta in 10, però queste sono le partite dove rischi veramente tanto perché vuoi attaccare, vuoi fare gol e può essere che in contropiede lo prendi, invece siamo stati veramente intelligenti, molto sicuri di sé, consapevoli dei nostri mezzi e alla fine abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, che era quello di vincere. Onore all'Acragas, ma il fatto di aver giocato al Canicattì in inferiorità numerica quanto è inciso sul rendimento finale del risultato? Poi di essere incide, perché giocare una partita di questa qua in 10 uomini incide, questo non ci sono dubbi, dobbiamo essere anche onesti, però è anche vero che l'espulsione è netta e vi posso dire che ce n'era anche un'altra. L'arbitro ha voluto buttare fuori me,
mi dovrebbe spiegare la motivazione, perché se uno deve dividere due giocatori e mi devono buttare fuori, allora è meglio stare fermo in panchina e chiudere la partita. Quanto può pesare questa sconfitta sia per l'una che per l'altra squadra, mister? No, non pesa perché il campionato ancora è lunghissimo, anche se noi qui oggi prendevamo i 3 punti o qualche punto, ancora il campionato è veramente lungo, ci sono tantissimi scontri diretti, il campionato, ripeto, è difficilissimo, ci sono queste 5-6 squadre che sono veramente forti e non dobbiamo sottolineare anche quelle piccole, chiamiamole piccole, ripeto, è un girone tosto. Aver giocato per un'ora in inferiorità numerica è inciso sulla sconfitta finale, mister? Se devo essere sincero, no, non ho visto questa differenza, anche se noi eravamo in 10 non ho visto questa differenza, sinceramente. Però giustamente giocare tantissimi minuti in 10 poi alla fine ti può condannare. La Fortitudo Agrigento registra la 5ª vittoria consecutiva e porta a casa 2 punti contro una delle dirette concorrenti, la Reggio Calabria, con il punteggio di 76-81, una partita molto combattuta in trasferta. Adesso il volley a 2, domenica amara per l'Aragona, ancora una sconfitta per la SEAP nella 9ª giornata di andata. La squadra di coach Stefano Micoli cede al Palamoncada sotto i colpi di Macerata. Vediamo. Benny Cometti, troppo forte Macerata oppure giornata totalmente no per la SEAP Dalli Cardillo Aragona? Come giustificare questo netto 3-0 per Macerata? Allora, non voglio avere giustificazioni, loro sono una squadra molto forte, ma noi non siamo riusciti a imporre il nostro gioco a partire dall'atteggiamento, non c'è tecnica e tattica che tenga nel momento in cui non si mette caratteri in campo, dobbiamo cercare di cambiare quello, soprattutto in previsione della partita con Sant'Elia in casa e niente, dobbiamo cercare di reagire soprattutto di squadra insieme, aiutarci anche contro compagini così forti. Cosa è mancato oggi alla SEAP Dalli Cardillo Aragona? Ma abbiamo fatto molto fatica in difesa, muro, loro erano molto forti come ho già detto e passavano in ogni direzione in attacco. Secondo me al di là davvero della tecnica è mancato l'atteggiamento, sembrava avessimo mollato, forse a tratti nel terzo set ci siamo riprese ma non è servito, non è stato sufficiente. Coach, cosa ha fatto oggi la differenza tra Macerata e la SEAP Dalli Cardillo Aragona? Una vittoria netta per voi? Ma oggi credo che abbiamo giocato un'ottima partita con grande attenzione, grande determinazione, un po' in tutti i fondamentali. Primo set credo battuta e ricezione abbiano fatto la differenza. Poi credo che anche in attacco abbiamo messo qualcosina in più. Ovviamente il nostro avversario oggi è incappato in una giornata difficile e credo che una parte del merito vada ascritta alla prestazione delle nostre ragazze, ecco, che si sono presentate molto determinate, attente, anche consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare, perché onestamente avevamo visto Aragona negli ultimi 2 impegni e ci aveva fatto un'ottima impressione, una squadra nettamente in crescita che aveva giocato 2 grandi partite, però si sa, oggi probabilmente è incappata in una giornata no e questo un pochino ci ha agevolato. Però io devo essere particolarmente contento per quello che stanno facendo le ragazze, soprattutto all'interno di una settimana estremamente difficile con 2 trasferte in Sicilia e un impegno infrasettimanale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.